Il lavoro sicuro a tempo indeterminato con un adeguato stipendio per arrivare serenamente a fine mese. Questa è la maggior richiesta dei veneti emersa dal sondaggio proposto dalla Will Veneto nelle 7 province della regione. Hanno risposto in 17.000, un numero sufficiente per delineare la fotografia dei bisogni dei territori. Sanità e sicurezza, gli altri due nervi scoperti. Noi però abbiamo capito con questi incontri che abbiamo fatto un qualcosa di più, che senza lavorare sulla produttività e la redditività delle aziende non ci sono spazi in Veneto per aumentare le retribuzioni. Dunque anche da parte nostra bisogna che tutti insieme ci sia uno sforzo per cambiare qualcosa in questo Veneto. Non si può solo chiedere, bisogna che ci siano gli aumenti, bisogna anche rendersi conto del tessuto produttivo che c'è. E noi abbiamo visto dei dati che sono appena arrivati dove anche i contributi all'EBAV, ovvero le aziende iscritte tramite i lavoratori, stanno calando, vuol dire che il tessuto industriale di questo Veneto sta profondamente cambiando. L'altro tema importante è la sanità. Noi siamo una sanità in eccellenza in Veneto, è inutile che ce la raccontiamo, ma abbiamo anche noi le nostre problematiche. La problematica maggiore deriva dal fatto, e voi avete visto anche sul giornale di oggi, dei medici di base. Il rapporto con i medici di base, non perché non siano bravi, non perché quelli che ci sono non si diano da fare, ma sono troppo pochi. Sulla sanità sappiamo e sulla salute che il problema del potenziamento del territorio, il problema della cronicità, dell'invecchiamento della popolazione, che quindi vuol dire sicuramente presidi, quindi luoghi di cura più vicini possibile al domicilio alle persone, insomma mette in evidenza come la fragilità della medicina territoriale oggi sia la vera sfida. Non a caso, voi sapete, è aperta una discussione anche a livello nazionale sulla riforma della medicina territoriale, su cui non troviamo oggi proprio una quadra e diciamo un punto comune tra chi vuole la dipendenza, chi invece chiede altre questioni. È chiaro che però io credo che PNNR, Missione 6, DM77, Case della Comunità, le nuove AFT, quindi le aggregazioni funzionali territoriali, quelli che saranno appunto oggi modelli organizzativi futuri, ci potranno aiutare, come ci dovrà aiutare sicuramente a rivedere anche per quanto riguarda la formazione. Si parla molto spesso, e noi siamo d'accordo, nel trasformare la scuola oggi, che è una scuola regionale, in una vera e propria specializzazione universitaria. Dovremmo per il futuro sicuramente cercare di investire, e lo stiamo facendo, sulle risorse umane, sul personale, su come cercare di fare avvicinare sempre più persone a questa professione, e credo che le forme organizzative, i pool di medici insieme, il cercare di snellire la burocrazia, la parte insomma amministrativa, insomma vada incontro un po' a queste esigenze. Quando si tratta di sicurezza, in primo piano c'è la criminalità giovanile, oltre il bullismo. Noi dobbiamo aiutare questi giovani perché stanno abbandonando la scuola e noi pensavamo perché non avevano voglia, invece c'è la realtà della difficoltà che loro vivono al loro interno col discorso del bullismo e non solo, e c'è un discorso che questi sono primi di valori. Noi dobbiamo aiutarli perché ognuno di noi col proprio esempio, e la Will sta cercando di fare questo.